Quasi 34.000 nuovi contagi in un giorno, aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, superata quota 45.000 vittime. Senza gli anziani non abbiamo né passato né futuro, il coraggio di un'infermiera cavaliere al merito e al lavoro in isolamento in una casa di riposo. 5 mesi fa era stata insignita dell'onorificenza di cavaliere al merito per l'impegno contro il Covid. Ancora oggi un'infermiera friulana presta servizio in una residenza per anziani. L'inviata è Roberta Ferrari. Senza di loro noi non abbiamo un passato e non avremo un futuro. Francesca continua a lavorare come infermiera in questa casa di riposo in Friuli, anche oggi che è un eroe dell'emergenza. A marzo per lei la scelta più dura lasciare la famiglia e la mamma anziana per isolarsi nella struttura con altri infermieri e preservare così i 200 ospiti dal pericolo di contagio. In quel momento noi abbiamo pensato solo a loro, perché in quel momento erano loro, i nostri anziani, a aver bisogno di noi. Sono andata invece da mia mamma, ho suonato il citofono, è scoppiata a piangere lei, è scoppiata a piangere io e poi sono partita. Nei giorni più duri della pandemia questo sacrificio ha protetto tutti perché qui il virus non è mai entrato. Luciana e Teresa ci vengono incontro. Ci è anche dispiaciuto vedere questi poveri infermieri che si adattavano a tutto. Però è stato importante per voi? Certo, per difenderci. Francesca ci mostra le foto del giorno in cui il Presidente della Repubblica l'ha nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito. Questa è la foto di mia mamma al momento della mia entrata al Quirinale. La scelta che abbiamo fatto la prima volta era quella giusta, quindi se dovesse essere necessario sarà di nuovo quella giusta.